Da una parte il farmaco salvavita per bambini diabetici, dall'altra lo screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale per tutti i nuovi nati in Veneto. Due proposte di grande importanza per tante famiglie. Due ottimi risultati per i veneti. Avevo presentato due importanti mozioni. La prima riguardava il Baqsimi, che è un importante farmaco salvavita per i bambini diabetici. Avevo chiesto di renderlo gratuito dopo che l'AIFA l'aveva declassificato dalla fascia A alla fascia C, e l'altra mozione riguardava l'estensione dello screening neonatale per la SMA per tutti i bambini nati in Veneto. Le proposte del vicepresidente del Consiglio Veneto hanno trovato un'immediata risposta positiva da parte della Giunta regionale. Oggi, proprio nella fase di discussione del bilancio, la Giunta regionale ha dato la prima importante risposta, quindi sono particolarmente felice perché sono stati stanziati i primi 700.000 euro, quindi possiamo dire che tutti i bambini in Veneto che utilizzano il Baqsimi potranno averlo gratuitamente, quindi insomma questo penso sia veramente una risposta importante a tutte le famiglie. Il farmaco salvavita inserito nella lista dei medicinali a pagamento dall'AIFA sarà quindi coperto dalla regione, ma non è di minore importanza lo screening neonatale sull'atrofia muscolare spinale. È una malattia molto debilitante e quindi sappiamo benissimo che se si interviene fin dai primi giorni di vita si può migliorare le condizioni di questi bambini. Quindi il Veneto anche questa volta ha dimostrato di essere all'avanguardia, ma soprattutto di essere vicina alle persone malate e ovviamente a chi veramente ne ha bisogno.